Torino, importante settore in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Adesso sono sopra le nostre teste, tutti sotto lo sguardo, questa è la partita. Con tutti e 10 i velivoli MB 339, la pattuglia acrobatica nazionale vola su velivoli ovviamente di origine italiana. Il leader delle frecce tricolori, il maggiore Jens Langen, vi guarda adesso in volo rovescio sopra le vostre teste. Ancora una rotazione per tutta la formazione che in configurazione di triangolo esegue la parte alla vostra destra del volo di prova di oggi. Serve in realtà ai piloti questo volo per prendere coincidenza con quelle che sono le prestazioni. Il leader della seconda sezione, coda numero 6, il capitano Marco Zoppitelli, incastrato letteralmente all'interno di tutto il resto della formazione di 9 aeroplani della pattuglia acrobatica nazionale. Sarà a lui che dovremo dire grazie per quanto riguarda gli incroci del volo delle frecce tricolori. E ancora più indietro, ultimo dei velivoli in questa configurazione, il solista della pattuglia acrobatica nazionale sale su verso l'alto assieme ai suoi colleghi, pronti per la prima apertura delle frecce tricolori. Via in questo istante verso l'alto con il solista della pattuglia e le due sezioni. 5 velivoli alla vostra sinistra nella sezione del capo di destra. I 4 velivoli della seconda sezione sono pronti per regalarvi la prima emozione per oggi. Macchina fotografica al centro sopra la barca dei vigili del fuoco, pronti per l'incrocio. Per quanto riguarda il loro volo, loro si allontanano dalla destra, non tutto alla sinistra. La formazione tutta alla vostra destra, occhi puntati a sinistra italiano, l'MB 339. Ora davanti al pubblico per il tonnò in 4 tempi il solista delle frecce. Quelle che state per vedere fra poco, cercate di superarla, quindi di immaginare nel cielo un gigantesco cilindro e quota e velocità. 2500 piedi, 290 nodi, siamo a circa 750 metri sopra il livello del mare, una velocità di circa 600 km/h. Loro si allontanano a sinistra, ma tutto alla destra arriva ancora una volta un'immaginaria pista riprodotta sul mare, volo rovescio ancora con il solista e su con un volante negativo. Immaginate 3,5 G negativi, un'accelerazione che sulla Terra non è possibile riprodurre. Le accelerazioni in volo infatti sono tridimensionali, quindi oltre a quelle laterali. Guadagnano energia data dalla quota, quindi maggiore velocità, minore il tempo che useranno per ricongiungersi con il resto della formazione. Questo perché? Per lasciare spazio alla persona. Immaginate 3 km di pista, 5 km, quindi no, attività che lo stiamo per disegnare nel cielo. Seguite verso l'alto la formazione delle frecce tricolori, salire alla sommità di questa manovra ai 1500 metri e disegnare nel cielo di Jesolo il simbolo della passione. Questo è il cuore delle frecce tricolori. Alla vostra destra, seconda componente fondamentale, l'estro, la fantasia di noi italiani, simboleggiati dal solista che sottolinea il cuore della pattuglia acrobatica. Non finisce qui, perché questa è la pattuglia acrobatica nazionale. Al centro della manifestazione, nella postazione che avete bambino, è sempre il solista 339 con questa tirata Snyder positiva. Immaginate all'interno dell'abitacolo la forza di gravità è di 7 volte la forza di gravità che abbiamo adesso sulla Terra. Tutto pesa 7 volte maggiormente rispetto a quello che possiamo provare. Formazione, loro avanzano nel cielo, loro sono i 2 gregari esterni, si salgono sopra
vista grazie a un poderoso addestramento. Tutti alla vostra sinistra, a 45 gradi il solista si ripresenta per un'altra manovra mozzafiato. È sempre una Snyder, ma questa volta è una Snyder negativa. 3,5 G, l'accelerazione negativa a cui è sottoposto Verso l'alto, di fronte vanno su, accelerano. Alla stessa velocità della voce i piloti eseguono i comandi che il loro leader a passo dei fumi sale su verso l'alto. Il solista della pattuglia acrobatica nazionale innesca l'apertura delle due sezioni, si allontanano. Le due formazioni lasciano passare il solista al centro della zona fotografica. Non perdete l'incrocio a 620 km/h per ogni sezione, cioè a 1200 km/h di velocità delle frecce. Finisce qua, ancora una volta, solo per voi, il solista su 1500 metri per lui, ora quasi cullato dai suoi fumi, muso puntato verso il centro della manifestazione. Signore e signori, solista delle frecce tricolori per la scampanata. Questa tradizione della pattuglia acrobatica nazionale al centro la seconda sezione disegna un gigantesco bersaglio al centro della manifestazione il solista ci presenta una manovra del tutto particolare. Questo probabilmente è unico o uno dei pochi aeroplani e jet in grado di realizzare questa manovra. 2 rotazioni sull'asse più lunghi, comandi incrociati in questo momento. Signore e signori, è lui, il solista delle frecce tricolori, il capitano Fabio Capodanno. Continua a scendere lungo la scia bianca dei suoi fumi, punta tutto a destra e lascia spazio. Alla vostra destra in questo istante intendete il centro della zona di volo in alto. State pronti per l'apertura della bomba. E il solista ora. Verso destra, altri 4 aeroplani sono in questo momento intorno a noi, tutti puntano verso il centro, tutti stanno per regalarvi l'edizione dell'incrocio mozzafiato degli uomini della pattuglia acrobatica nazionale. 9 velivoli, 3 livelli di volo diversi, 640 km orari di velocità. Via! I piloti si separano con la distanza di sicurezza che